Buonasera dal TG Sicilia, i titoli di questa edizione. Palermo, ragazza di 25 anni muore travolta da un pullman mentre attraversa la strada. È arrivata in codice rosso al Bucchieri La Ferla dove non c'è stato nulla da fare. Tragedia in provincia di Agrigento, un 28enne di Gela ha perso la vita nello scontro con un'autobotte mentre era in sella alla sua moto. È morto all'ospedale di Cristina il bambino che ieri sera era caduto dal balcone della sua casa al quinto piano di una palazzina in via Pantelleria. Sull'incidente indaga la polizia. Omicidio Mattarella, l'ex prefetto Piritore respinge ogni accusa di depistaggio sul guanto ritrovato nell'auto dei killer dell'ex presidente della regione. Avrò detto una cosa interpretata male. Con queste parole Piritore respinge le accuse nel primo interrogatorio davanti al GIP. Controlli ad alto impatto nel quartiere Librino di Catania. 70 persone sono risultate positive all'uso di droga. Trovate 2 auto rubate. Ponte sullo Stretto, la Corte dei Conti non dà per il momento il via libera e manda il fascicolo all'organo collegiale. Ciucci, fiduciosi su esito positivo. WeBuild intanto avvia le selezioni per le assunzioni. Ricevute già 3.800 candidature in 24 ore. Torna l'estate in Sicilia, anche se solo fino a domani. Picchi di 30 gradi oggi e domani nella parte orientale dell'isola, presi da Salto, spiagge e litorali. E poi il calcio, il Catania domani riceve il Benevento, al Massimino il consueto pienone. Toscano dovrebbe confermare la stessa formazione vista con la Salernitana. Benvenuti. Una ragazza di 25 anni muore travolta da un pullman mentre attraversa la strada. È arrivata in codice rosso al Bucchieri La Ferla dove non c'è stato purtroppo nulla da fare. Simona Mazzone. Le sue condizioni erano apparse già gravissime subito dopo l'incidente che si è verificato a Palermo, dove una donna di 25 anni è stata investita da un pullman di linea extraurbana mentre camminava a piedi in via Buon Riposo. Grace Opoku era una giovane immigrata e stava passeggiando quando, per cause ancora in fase di accertamento, è stata travolta da un autobus. In un primo momento era stata diffusa la notizia che la ragazza fosse incinta, informazione poi smentita dai sanitari del pronto soccorso. Intervenuto sul posto il 118 per soccorrerla, è stata subito accompagnata in codice rosso all'ospedale Bucchieri La Ferla, dove appunto le condizioni erano apparse subito molto gravi e solo poco dopo essere stata ricoverata e deceduta. Tragedia sulla provinciale 67 San Michele, la strada che da Licata conduce a Mollarate. Un ragazzo di 28 anni di Gela ha perso la vita dopo essersi scontrato con un'autobotte mentre era in sella alla sua moto. Davide Sardo. Aveva solo 28 anni Giuseppe Di Stefano, il giovane di Gela, che ha perso la vita in un tragico incidente stradale sulla provinciale 67 San Michele, la strada che da Licata conduce a Mollarella e ad altre località balneari. Era in sella alla sua moto, una Ducati R6, quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un'autobotte. L'impatto è stato devastante e non ha lasciato scampo al Centauro. Scattato l'allarme, sul posto sono arrivati in pochi minuti i soccorritori 118 ed un'ambulanza dell'ospedale in Giacomo Altopasso di Licata. È stato richiesto anche l'intervento del soccorso che è atterrato nelle vicinanze del luogo dell'incidente. Purtroppo i sanitari hanno potuto soltanto constatare il decesso del giovane. L'elicottero, dopo alcuni minuti, è ripartito senza la salma. La strada provinciale è rimasta chiusa per diverse ore per consentire ai rilievi la rimozione dei mezzi e del cadavere. Sul posto la polizia municipale e gli agenti del commissariato di Licata impegnati a ricostruire la dinamica del violento impatto. Un pomeriggio di fine ottobre segnato dal dolore e dalla tragedia. Un'altra giovane vita spezzata sull'asfalto. È morto all'ospedale di Cristina il bambino che ieri sera è caduto dal balcone della sua abitazione al quinto piano di una palazzina in via Pantelleria. Le sue condizioni erano purtroppo troppo gravi. Sull'incidente indaga la polizia. Laura Spanò.
Il cuore di Alessandro si è fermato, non ce l'ha fatta. Quelle ferite riportate nell'impatto con l'asfalto erano troppo gravi. Il bambino di 10 anni di Trapani da ieri sera è ricoverato all'ospedale di Cristina di Palermo, dove era arrivato in soccorso dopo aver subito un primo delicato intervento eseguito dai medici dell'ospedale Sant'Antonio Abate, che avevano tentato di salvarlo. Gli erano stati asportati alcuni organi compromessi nella caduta. Al di Cristina il bambino ha combattuto per 20 ore circa prima di morire. Venerdì, nel tardo pomeriggio, Alessandro, affetto da una grave forma di autismo, era sfuggito per un attimo al controllo della mamma e si era diretto verso il balcone dell'appartamento al quinto piano di via Pantelleria, da dove è volato finendo sull'asfalto. A nulla è valso l'arrivo immediato dei sanitari del 118 e il trasporto al pronto soccorso dell'ospedale in codice rosso. Le sue condizioni sono apparse subito critiche. Presentava gravissimi traumi su tutto il corpo. Le circostanze dell'incidente non sono ancora del tutto chiare e su questo indaga la polizia. Dolore e strazio in città. Tutti hanno infatti sperato fino all'ultimo in un miracolo. E parliamo del delitto Mattarella. L'ex prefetto Piritore respinge ogni accusa di depistaggio in merito al guanto ritrovato nella 127 guidata dai killer dell'ex presidente della regione. La difesa annuncia ricorso contro la misura cautelare degli arresti domiciliari. Orazio Longo. Quel guanto lasciato sotto il sedile della Fiat 127 avrebbe potuto dare oggi forse un volto al killer che il 6 gennaio del 1980 uccise il presidente della regione Piersanti Mattarella. Ma di quel guanto destro di pelle marrone non c'è più traccia, come dell'agenda rossa di Paolo Borsellino. Scomparsi subito dopo gli attentati, per mano di chi non è possibile dirlo. Di certo, dopo più di 40 anni e con le ultime indagini della Procura di Palermo, l'idea del grande depistaggio istituzionale sembra sempre più concreta. L'ombra di pezzi delle istituzioni dietro al sistematico inquinamento delle prove. Con l'accusa di depistaggio è stato posto ai domiciliari Filippo Piritore, ex poliziotto della squadra mobile, arrivato ai vertici di questure e prefetture di mezza Italia. Secondo l'accusa sarebbe lui il funzionario infedele che avrebbe contribuito a far perdere le tracce del guanto, costruendo un castello di bugie. Alla squadra mobile è stata ritrovata dalla DIA la relazione con cui Pipitore diceva di avere fatto consegnare il guanto all'allora PM del caso Piero Grasso. Ma Piero Grasso nega che questo sia mai avvenuto. Del resto dice: non vi era alcuna ragione investigativa per far arrivare il guanto direttamente sulla mia scrivania. Se fosse stato davvero consegnato vi sarebbe un atto di ricevuta mio o della mia segretaria. In quei giorni, dice Grasso, fecero di tutto per fermarci e del guanto non vi fu alcuna traccia. Intanto l'ex prefetto Piritore ha respinto ogni accusa nel corso dell'interrogatorio fatto davanti al GIP Antonella Consiglio. Se avessi voluto far scomparire quel reperto non avrei scritto nulla, ha detto. Secondo la procura, Piritore avrebbe commesso il reato di depistaggio nel corso di un interrogatorio dell'anno scorso. La difesa di Piritore ha annunciato il ricorso al Tribunale del riesame contro la misura cautelare disposta dal GIP. E c'è un aggiornamento con delle dichiarazioni. Io entro in uno stato di confusione e ansia. Avrò detto una cosa interpretata male, ma sono innocente. Sono appunto le prime dichiarazioni rese al GIP durante l'interrogatorio preventivo dell'ex prefetto Filippo Piritore, arrestato ieri con l'accusa di depistaggio. Probabilmente era agitato quando ho detto quelle cose, continua Piritore. Non so come è venuto fuori il nome di Lauricella, non so dirlo. Io non ho occultato nulla, ha aggiunto, riferendosi al guanto. Qualcuno mi avrà detto di procedere in quel modo, forse i miei dirigenti dell'epoca. E cambiamo argomento. Ieri sera controlli ad alto impatto nel quartiere Librino di Catania. 70 persone sono risultate positive all'uso di droga e sono state anche trovate 2 auto rubate. Simona Mazzone. Un venerdì nero per chi è uscito di casa con l'intento di infrangere la legge. Il quartiere catanese di Librino è stato passato al setaccio con una serie di operazioni interforze di controllo ad alto impatto. Si è partiti da Viale Moncada, dove polizia coadiuvata dai cinofili, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale, su poco più di 300 persone fermate, ne hanno trovate oltre 70 positive agli stupefacenti. Una di queste è stata denunciata perché trovata in possesso di cocaina e cannabinoidi.
E i controlli su strada hanno consentito di individuare 2 veicoli rubati, un'auto e un ciclomotore, e di elevare una 60ina di verbali per varie violazioni, come la mancata copertura assicurativa per oltre 40.000 euro. Inoltre, nel corso della serata un veicolo è stato confiscato. Tra le perquisizioni personali effettuate, una ha dato esito positivo. Infatti una persona è stata denunciata per detenzione e spaccio di stupefacenti, poiché trovata con 60 grammi di hashish che sono stati sequestrati. I controlli straordinari interforze sono stati stabiliti dal Comando Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica della Prefettura di Catania e si concentrano soprattutto nel fine settimana, con particolare attenzione ai quartieri periferici, come in questo caso, e soprattutto al centro cittadino e ai luoghi della movida, con una funzione repressiva dei reati in genere, ma anche per garantire un'adeguata cornice di sicurezza a cittadini e turisti. E parliamo del ponte sullo Stretto. La Corte dei Conti non scioglie i dubbi, anzi chiede nuove verifiche. Tutto questo proprio quando Webuild ha lanciato le selezioni per le assunzioni. Già 3.850 le candidature arrivate in poco più di 24 ore. Francesco Triolo. Da un lato Webuild che lancia la piattaforma per le selezioni delle assunzioni per il ponte sullo Stretto, dall'altro però la Corte dei Conti che non ritiene superati i dubbi di legittimità emersi a seguito dell'esame del provvedimento e rimanda gli atti al collegio. Adesso ci sarà tempo, termine ultimo sino al 7 novembre, per la definizione del procedimento di controllo. I rilievi nel documento della magistratura contabile riguardano tra le altre cose la concorrenza sul bando di gara anche alla luce delle significative modifiche intervenute nel progetto originario e delle sostanziali modificazioni rispetto alle modalità di finanziamento dell'opera. Tanto basta per riaprire la contesa politica attorno all'opera con Verdi, Sinistra e CGIL che chiedono espressamente di fermare il progetto, mentre dalla Lega c'è chi parla di ostilità da parte della Corte dei Conti, che, da parte sua, sottolinea come, tenuto conto della particolare rilevanza della infrastruttura, è esigibile un maggiore livello di esplicitazione delle valutazioni effettuate. Alcune condizioni, infatti, sembrerebbero non compiutamente soddisfatte. La Stretto di Messina, da parte sua, mostra comunque fiducia sull'esito positivo dell'esame della Corte, nella convinzione, scrive la D. Pietro Ciucci, di aver operato nel pieno rispetto delle norme, nei tempi previsti e in anticipo rispetto alla convocazione della seduta delle sezioni centrali della Corte dei Conti del prossimo 29 ottobre, ha annunciato Ciucci, dove verranno fornite da parte delle istituzioni competenti tutti i nuovi approfondimenti richiesti. Dopo circa 40 anni a Palermo, questa mattina è inaugurato lo svincolo Roccella-Brancaccio, uno snodo cruciale per la viabilità palermitana, ma non sono mancate le polemiche per i troppi ritardi. Marco Gullà. Dopo circa 40 anni, da oggi lo svincolo di Roccella, o meglio di Brancaccio, è stato finalmente aperto. Uno snodo cruciale per la viabilità palermitana. Non sono mancati intoppi, come quando, a fine settembre, proprio pochi giorni dopo il via alla bonifica, si è registrato l'ennesimo abbandono illegale di rifiuti ingombranti. Il taglio del nastro mette fine a una telenovela infinita. Questo svincolo viene concepito in un altro secolo e viene realizzato sicuramente tardivamente rispetto ai tempi europei, però l'importante è che questa amministrazione sia giunta, è stata capace a mettere la parola fine a un lavoro tanto atteso e tanto in ritardo. Sono stati impiegati 3.200.000 euro che sono il frutto di una convenzione a scomputo con la società che aveva costruito il forum, completato credo nel 2009, quindi con 15 anni di ritardo impegniamo le somme, facciamo un accordo e consegniamo alla città la famosa Porta Sud. Polemiche, critiche, un tratto di strada che collega l'autostrada con la periferia del capoluogo, rimasto in naftalina per 4 decenni. Un'icona delle incompiute, finalmente compiute. Lo dico con convinzione che mai come in questi mesi si è registrato un rapporto di collaborazione così dinamico e strategico tra il governo regionale ed ANAS, in persona sia del suo amministratore delegato Giorni Argemme che del nuovo direttore regionale.
Degrado, topi e disagi quotidiani a Caltanissetta in via Gentile. I residenti vivono in condizioni sempre più difficili tra rifiuti, buche e un ascensore fuori servizio. Rita Cinardi. Topi, buche lungo tutto il manto stradale, immondizia, scarti edili, un ascensore fermo da settimane. Via Gentile a Caltanissetta è ormai un quartiere da incubo per i suoi residenti, costretti a convivere con il degrado nonostante le innumerevoli segnalazioni all'Istituto Case Popolari. Segnalazioni che non hanno mai sortito alcun effetto, ma oggi per chi abita in questa zona della città la situazione è insostenibile. A tarda sera grossi ratti si arrampicano sui muri vicino all'ingresso e qualcuno se li ha anche ritrovati dentro casa. Ormai i topi sono i nostri coinquilini più affezionati. Li troviamo ovunque, a casa, nei balconi, nella scala, nel quartiere. Questo problema ovviamente c'è da sempre, da una vita. La manifestazione si è accelerata e ingrandita molto nell'ultimo periodo, da quando anche l'igiene nel quartiere viene a mancare. Ma non è tutto, perché c'è anche chi ha soli 30 anni è costretto a rimanere a casa visto che l'ascensore, fermo ormai da un mese, non viene riparato. Giuseppe è un ragazzo che a causa di una grave patologia è costretto a muoversi con un girello. 5 piani e piedi sono impossibili da percorrere e così è costretto a rinviare di giorno in giorno controlli e possibili terapie. Chiedo solo una cosa, l'ascensore è più di un mese che io sono chiuso a casa, mangiandomi il cervello, facendo avanti e indietro cucina e soggiorno. Perché non posso uscire per fare una visita, non posso uscire per andare al fisiatra, non posso uscire manco per prendere un boccone d'aria e dire respiro un po' d'aria diversa. Gentilmente un po' di cuore, solo questo chiedo. Colpo di coda dell'estate in Sicilia, dove domani nelle province di Catania e Siracusa sono previsti anche 30 gradi e c'è chi ne approfitta per un bagno fuori stagione. Emanuela Corsi. È un fine settimana che sa di estate in Sicilia. Un'ondata di caldo anomalo sta investendo in queste ore l'isola, dove nella giornata di domani si prevedono temperature tipicamente estive. Sarà un weekend particolarmente caldo in Sicilia, soprattutto nella giornata di domani, quando in alcune aree tra il siracusano e il catanese, con l'arrivo dei venti di libeccio, si potranno raggiungere valori anche attorno ai 27-28 localmente e anche 29, se non addirittura 30 gradi. Sole tanto caldo, quindi, che per gli amanti del mare diventa un'occasione per fare un bagno fuori stagione. Qui siamo a San Giovanni Licuti, borgo marinaro di Catania, preso d'assalto dai bagnanti. Meravigliosa, bellissima, caldissima. Vi consiglio di venire tutti quanti al mare. Siamo a Ferragosto, meglio di Ferragosto, ma l'anno scorso comunque era la stessa cosa. Sempre mare forever, San Giovanni Licuti soprattutto forever, perché è bellissima. E avevamo pensato di andare a mare stamattina, ora vediamo, andiamo a casa, prendiamo tutto l'occorrente e ritorniamo magari. Un colpo di coda dell'estate che terminerà nella giornata di domenica. Da lunedì infatti l'autunno inizierà a farsi sentire. La prossima settimana sarà caratterizzata da un tipo di variabilità positiva tipica del periodo autunnale, però mancheranno quelle che sono le perturbazioni che apportano le grandi piogge. Per quelle probabilmente bisognerà aspettare il mese di novembre. Oggi è la giornata mondiale della pasta, un piatto sempre presente sulle tavole degli italiani e non solo. Il servizio di Tonino De Mana. Cos'è oggi? È la giornata mondiale della pasta? Esatto, ti sei aggiudicato un bel piatto di pasta, come lo facciamo? Carbonara? Carbonara. Spaghetti con pomodoro. Pasta alla norma. Pomodoro carbonara norma e poco importa se corta, lunga, liscia o rigata. La protagonista indiscussa è la pasta, un piatto irresistibile che stimola il palato e non solo. Un italiano su 2 mangia pasta ogni giorno, con l'export che cresce di anno in anno e che conquista i mercati di tutto il mondo, dal Regno Unito alla Germania, dalla Francia agli Stati Uniti. Fa bene alla convivialità e al sonno. Un piatto di pasta aumenterebbe anche la serenità grazie alla produzione di serotonina, l'ormone del buon umore. Infatti mette buon umore, d'altronde con gli zuccheri che contiene ti rianimi, come si suol dire. Spaghetti. Come sono? Buonissimi. Faccia il bagno e l'acqua è caliente e mangia la pasta. Maccherone, mi hai provocato e io ti distruggo adesso. Alberto Sordi, che divora la pasta, è una delle scene più famose del cinema italiano e la celebra anche la nazionale femminile di volley, campionesse del mondo e basta, anzi è pasta.
Dall'Etna alla conquista dello spazio, la Space Economy passa dalla Sicilia con l'azienda Sicilsat che compie 10 anni e pensa ora a un polo aerospaziale tutto marca isolana. Orazio Longo. Si chiama Space Economy ed è la sfida italiana ed europea nella competizione internazionale tra spazio e innovazione. Una sfida che vede la Sicilia protagonista con Sicilsat Communications, l'azienda che ha celebrato i 10 anni di attività specializzata nella progettazione e realizzazione di stazioni satellitari e sistemi di comunicazione avanzati con sede a Pedara nel Catanese. La nostra idea è di realizzare una struttura probabilmente a Pedara, ancora da definire, ma che abbia delle attrezzature che siano innovative per tutta l'Europa. Nei progetti una nuova fase di sviluppo orientata all'innovazione e alla valorizzazione delle competenze locali e anche la realizzazione di un polo aerospaziale. L'idea è di impegnarsi sul territorio per avviare un'idea che può essere anche velleitaria, però noi ci crediamo e lavoreremo per questo, vogliamo realizzare un polo, essere capofila, promotori della realizzazione di un polo. Il PNRR prevede solo per la Sicilia oltre 1,5 miliardi di euro per la digitalizzazione, l'innovazione e la competitività del sistema produttivo. Siamo certi che una filiera aerospaziale anche in Sicilia, un polo, un distretto, possa rappresentare un volano di crescita non soltanto per la provincia etnea ma anche per tutta l'intera regione. In un momento storico in cui l'Europa finanzia con ingenti somme quella che deve essere una libertà dai mercati statunitensi ma anche asiatici. Torna l'ora solare, il cambio scatterà alle 3 di questa notte quando sarà necessario spostare le lancette dell'orologio indietro di un'ora, quindi si passerà dalle 3 del mattino alle 2, un passaggio che regalerà un'ora di sonno in più. L'ora solare resterà in vigore fino all'ultimo fine settimana di marzo. E adesso ci fermiamo, tra poco lo sport, non mancate. Bentornati al TG Sicilia, adesso il calcio, il Catania domani riceve il Benevento, al Massimino il consueto pienone, Toscano dovrebbe confermare la stessa formazione vista con la Salernitana. Marco Carli. Altra domenica, altro big match nel solito Massimino stracolmo. Dopo la Salernitana è il turno del Benevento. Il Catania dall'ultima vittoria ha tratto solo fiducia e convinzione nei propri mezzi e proverà a sfruttare ancora il fattore campo, anche se l'avversario, nuova capolista insieme alla Salernitana appena battuta dagli etnei, è di quelli tosti. Benevento è una squadra in testa alla classifica, con numeri importanti. L'attenzione che abbiamo dato alle caratteristiche che sono diverse, non più forti o meno forti della partita precedente, è la giusta strada per affrontare la partita con gli strumenti giusti per alla fine portare a casa questa partita. Con Martic e Raimo assenti le scelte riguardano soprattutto il centrocampo. Aloe e Corbari scalpitano, ma alla fine Toscano confermerà la formazione iniziale delle ultime 2 gare con Giuliano e Salernitana, Quaini in mezzo e Cicirelli con Lunetta alle spalle di Forte. Il tecnico sa che dalla panchina potrà attingere, come succede da qualche tempo. Le alternative, ci sarà anche Caturano, sono valide. I miglioramenti sono figli di questa competizione. Quando dicevo sì, quando sei in emergenza devi trovare soluzioni, però quando sei tutti il livello cambia. Data l'affluenza prevista, la società etnea suggerisce ai propri tifosi di arrivare al Massimino con largo anticipo. I cancelli dello stadio apriranno alle ore 12. Impegno casalingo anche per il Trapani che domani riceve l'Audace Cerignola. Sergio Colosi. Panchina a rischio per Salvatore Aronica. Il presidente Antonini studia nuove soluzioni e potrebbe cambiare in caso di mancata vittoria del Trapani al provinciale nel lunch match di domenica contro l'Audace Cerignola. In 6 giornate una sola vittoria, 3 pareggi e 2 sconfitte per i Granata, la seconda a Caravaggio contro i giovani dell'Atalanta. Crisi anche per i pugliesi, reduci da 3 KO consecutivi contro Cosenza, Casarano e Cavese. Panchina a rischio per Maiuri.
minuti. 2 assenze Granata, l'infortunato Nicoli e il capitano Benedetti, squalificato per 4 turni. A sinistra ci sarà Ciotti. In attacco si torna al Trapani della prima parte di stagione con Canotto, Fischnaller e Grandolfo. Altra novità in difesa con il rientro dal primo minuto di Salines. Mercoledì prossimo Trapani a Potenza con il Sorrento nel secondo turno della Coppa Italia di Serie C. E adesso una pausa, tra poco con altri aggiornamenti. Parliamo ancora della Serie C, il Siracusa vince in casa contro il Casarano rimasto in 10, è la seconda vittoria in campionato appunto per il Siracusa. E per questa edizione è tutto, grazie per averci seguito e buona serata.